Riprendere le tradizioni popolari della festa dei morti è quello che si propongono due giovani del centro storico di Agrigento, Sara Gallo e Mattias Lopilato, i rappresentanti del movimento culturale del centro storico di Agrigento. L'intenzione è quella di invitare i cittadini a far resuscitare le antiche tradizioni popolari relative a questa festa, comprando i dolci tipici come i pupi di zucchero, i rami di miele, frutta martorana, osse di morto e taralli, e facendo trovare dei doni portati dai cari defunti ai più piccoli e ai più giovani, magari organizzando una caccia al tesoro dentro casa, facendo nascondere la grattugia ai bimbi, perché se hanno fatto monellerie i morti potrebbero venire a grattare i loro piedi, oltre che a portare un pupo con gli occhi torti e una pignata di favi cotti, affermano i due giovani. Insomma, l'idea è quella di riprendere le nostre antiche buone abitudini, tralasciando tradizioni anglosassoni che non ci appartengono, e mettersi all'opera nelle nostre case per tenere vive le nostre buone tradizioni. Sentiamo Sara Gallo e Mattias Lopilato, ospiti della trasmissione Target, condotta da Margherita Trupiano. L'iniziativa serve appunto, non è un'iniziativa che faremo noi in qualche locale, perché molte persone noi siamo abituati che ci fermiamo per strada, chiacchieriamo. Dopo che ho creato questo evento mi hanno fermata e mi hanno detto: ma senti, dov'è che dobbiamo farla questa cosa che non l'ho capito? Io ho detto: a casa tua. Era questa la risposta. Dico: a casa tua. Fa come a casa mia? Dico: sì, tu devi semplicemente andare in un bar, andare al panificio, compri diciamo dei dolcini, compri un regalo a tua figlia, a tua nipote e rispetti le tue tradizioni, perché alla fine si sta propagandando tutta una serie di tradizioni anglosassoni che, per carità, possono sembrare simpatiche, ma non ci appartengono. Perché non mantenere quelle che sono le nostre tradizioni? Alla fine la storia dice chi siamo noi, la storia è tanto bella, dalla storia dobbiamo prendere quelli che sono gli antichi fuochi anziché le ceneri. È una frase che abbiamo condiviso in questi giorni proprio sulla pagina. Quindi l'iniziativa è proprio questa: ricordiamoci che siamo agrigentini, che siamo siciliani, che abbiamo una storia che ci invidia tutto il mondo, presuppongo. Abbiamo una storia bellissima, per cui manteniamo vive queste tradizioni. Ieri sera io e Sara abbiamo fatto un po' di scoperte in più appunto per questo evento di Riscopriamo le nostre tradizioni, un evento che Sara ha lanciato per far scoprire una tradizione che si va perdendo. Perché? Perché purtroppo molti giovani, come me, come Sara, come quelli che guardano la TV, credo, vanno perdendo le tradizioni, non sanno più che cos'è la frutta martorana, che cosa sono questi pupi di zucchero chiamati puppacetti.